Va Un benissimo. gruppo di amici mi hanno scritto e mi hanno fatto partecipe di una bellissima iniziativa. L'amico Fabio Lazzarini, l'amico Vanni Bonzi diciamo a rappresentanza di una cosa importante a livello nazionale veneto che ci teniamo a sottolineare, l'amica Giustina Renier, rappresentante del 16° Reggimento Treviso Fanteria Veneta. Detto giusto? Certo. Ho detto giusto, perfetto. Allora, qual è l'iniziativa? La facciamo spiegare dall'amico Fabio, che appunto mi ha chiamato, perché è un'iniziativa in questo periodo di grandissima solidarietà da parte di tutti noi, italiani, veneti in particolare, perché è un'iniziativa che sarà predisposta per aiutare la sanità veneta. Fabio, prova a spiegarmi un pochino cos'è questa vostra idea. Sì, beh, certo, ciao Leandro, intanto cerco di essere molto breve. Diciamo che un'idea nata un po' così per caso è sfociata in non una semplice raccolta fondi come può succedere molto spesso, soprattutto in questo periodo critico, insomma, ma è sfociata anche in un fantastico gemellaggio tramite l'amico Vanni con il 16° Reggimento Storico di Treviso. Quindi quest'idea nata un po' così per caso, che ha coinvolto moltissime realtà produttive che sono in difficoltà, che hanno fatto donazioni e si sono messe in mostra, insomma, anche non essendo attive in questo periodo, ha trovato uno sbocco particolare e il tutto si è espanso in modo quasi inaspettato, anche grazie agli amici di Treviso che voglio ricordare ci hanno permesso di avere questo fantastico prodotto che ormai ci è invidiato da un po' tutti. Non posso raccontare quante telefonate o chiamate e messaggi mi stanno arrivando e niente, una gemellanza un gemellaggio in segno di fratellanza e unità per tutto il popolo veneto, per tutti i veneti per tutti coloro che si sentono veneti comunque o che hanno origini venete, in particolare a sostegno della sanità veneta. Ecco, sostegno che, adesso lo provo a chiedere a Vanni, avete messo, c'è a disposizione mi dicevi, un leone in ceramica importante e tutto, che è un simbolo della nostra regione, ma soprattutto è un simbolo per che la gente possa donare, o sbaglio Vanni? Sì, sì, no, praticamente da un'idea, una bellissima idea del 16° reggimento, praticamente ci hanno donato questo leone di San Marco in ceramica, bello di 50 centimetri, da utilizzare al meglio. Poi noi vedremo come utilizzarlo o come metterlo in qualche location. Io faccio parte del 16° reggimento, è un'esperienza che ho iniziata circa 3-4 anni fa. Andiamo in giro per le piazze a portare la nostra storia, è una cosa veramente bellissima. Poi magari la Giustina Renier ti spiegherà come è strutturato il 16° reggimento. L'obiettivo naturalmente principale rimane la raccolta fondi, che fa sì che da una parte si raccolgano i fondi per la sanità veneta, gli ospedali veneti, e dall'altra di dare spazio e luce alle aziende e alle piccole imprese della zona, pubblicizzandole da parte nostra. Okay? Ecco, chiedo alla signora Giustina perché questo gemellaggio appunto con la nostra zona del Polesine. Allora, intanto io sono la vicepresidente del 16° Reggimento Treviso. Con noi avete visto Vanni fa parte del 16° da qualche anno. Che cos'è il 16° Reggimento Treviso? Il 16° Reggimento Treviso è un gruppo di uomini, fanti, volontari, che insieme al presidente e a me giriamo per le piazze per portare la cultura e la storia e non del nostro Veneto. Ovviamente noi siamo un'associazione che lavora nel territorio veneto e cerca di portare, in questo momento specialmente, cerchiamo di portare più solidarietà possibile. Quindi Fabio, cos'è che bisogna fare per raggiungere il vostro scopo di portare più soldini possibile alla sanità veneta?
Sì, il nostro scopo è quello sì di portare più soldi, cioè di raccogliere più fondi possibili, ma è anche quello di promuovere le aziende locali. E tutto andrebbe sfociando in una fantastica festa che speriamo di poter organizzare tanto prima con il Polesine, perché la cosa si è allargata, non è più solo Basso Polesine, ma riguarda tutto il Polesine. Con il Polesine che fa visita a questa grande realtà storico-culturale e anche noi vorremmo organizzare qualcosa invitando loro a conoscere la nostra terra, il Delta del Po, e quindi vorremmo unire una storia comune che purtroppo in questi anni è stata un po' separata, ecco. Quindi il leone che appunto è stato offerto verrà poi esposto, ci dicevi, dovete ancora trovare la location, ma probabilmente sarà o nella biblioteca di Abbiamo in Portoviejo. testa la location, sì, però ancora salve l'ufficialità. Ecco, quindi quando avete la location ce lo comunicherete. Naturalmente le persone che vorranno fare una qualche donazione, eccetera, avrete anche la possibilità di dare i vari IBAN oppure le raccolte fondi di Facebook, eccetera. Però mi piace molto l'idea di questo gemellaggio con il 16° reggimento. Come location ha parlato di una villa, penso sia un Guardi, posto io bellissimo. ne suggerisco un'altra. C'è un museo che è il museo di Cavendramin nel comune di Taglio di Po, che mi faccio promotore di chiedere sia il sindaco di Taglio di Po che al presidente per farlo, se voi va bene, visto che c'è anche un campo armi importante fatto bene, per farlo lì. Se dite, io mi faccio promotore. Spettacolare, io direi. Gli EBD anche naturalisticamente parlando è fantastico, insomma, cioè, la location è fantastica, infatti l'avevo già accennata comunque sì. Che dire, ragazzi, complimenti, perché quando si fanno cose di questo tipo sappiamo che si muovono un sacco di cose ed è difficile trovare le persone disposte a seguirvi, quindi bravi. Grazie mille. Grazie a te che metti sempre in luce il Polesine e Leandro Maggi. Grazie a voi e speriamo di rivederci presto e di far vedere che cosa fa il 16°. E grazie soprattutto a Vanni che ci è promotore di questa iniziativa. L'Imena la domenica mattina si sveglia così, con colpi di cannone e di moschetto. Nessun timore, ma tutti con il fiato sospeso e sull'attenti. Passa il 16° reggimento Treviso tra i banchi del mercato. La Barchessa, con i suoi spazi, diventa scenario ideale per ospitare questa rievocazione storica, scelta per il 4º anno dall'amministrazione comunale. Non è né propaganda leghista né propaganda indipendentista, è una propaganda, una lezione di storia. Sappiamo da dove arriviamo e sappiamo che in effetti la storia non è stata fatta da burocrati o da parlamentari chiusi in una stanza, ma anche da persone che hanno duramente combattuto. E si può capire anche quanto la Repubblica di Venezia fosse anche moderna, perché queste sembrano divise attuali, non sembrano divise del 1700, sembrano divise moderne. Fa pensare molto questa cosa. La Serenissima nel 1788 disponeva di un esercito composto da circa 40.000 unità, distinte per area geografica, riconosciuti secondo il nome del colonnello comandante. C'erano 18 reggimenti di linea, 10 reggimenti nazionali, una di compagnie sciolte. Erano dislocati da Bergamo fino al confine carnico, in mezzo ovviamente le 7 province venete. C'era poi il reparto della Dalmazia, quello del Golfo, l'attuale Montenegro, il reparto di Levante con le isole greche, località rimaste sotto il vessillo di San Marco per oltre 300 anni. Diversi tra questi reparti sono rappresentati da figuranti con divise e armi fedeli all'epoca. Sostanzialmente l'esercito veneziano viveva stanziale, sulle fortezze soprattutto. Era raro i movimenti di eserciti e di colonne di eserciti veneti, a parte con le battaglie, le uniche 2 sostenute contro l'esercito francese, ma se no raramente era un esercito stanziale, cioè a difesa. Tanta la storia che viene raccontata durante le esercitazioni. Conoscere la nostra storia e rispettare la nostra storia fa sì che poi rispettiamo anche le storie degli altri, perché se conosciamo prima la nostra storia certamente avremo, come insegnava Venezia, una visione molto più aperta.
Sul prato della Barchessa, ecco così in azione l'ultimo reggimento di linea della fanteria veneta, ricorda quello al comando del colonnello Ferro, 500 fanti del 16° reggimento Treviso, 250 dragoni a cavallo, un reggimento di schiavoni che a San Massimo Verona riuscì a fermare l'avanzata francese. Dopo furiosi combattimenti rientrò poi nella città scaligera con 150 prigionieri.